18 nazioni rappresentate che gareggiano in 16 categorie disputate per una somma di 238 atleti provenienti da tutto il mondo. Sono questi i numeri che totalizza il 12° campionato mondiale di barche radiocomandate ed è la provincia di Treviso ad ospitare questo evento globale in un luogo molto particolare. Torna un campionato del mondo in provincia di Treviso in una disciplina particolare che racchiude in sé, oltre che tutte le peculiarità dello sport, appunto quella dell'ecologia. Sicuramente un orgoglio anche da parte dell'amministrazione, perché insomma, ricordiamo che qui c'era una cava e adesso invece insomma, si fa un mondiale di barche elettriche. È la prima volta che in Italia viene accolta questa manifestazione, resa possibile grazie all'impegno che il dottor Remo Mosole ha impiegato per trasformare la cava in quello che è oggi il centro sportivo Le Bandie all'Ovadina di Spresiano. Di solito si associa la cava a una cosa negativa e in questo caso invece vediamo che una cava può diventare una risorsa per il territorio e anche con una valenza comunicativa, mediatica, grazie a questi eventi di carattere mondiale, anche internazionale, quindi un aspetto assolutamente positivo e che si coniuga assolutamente con l'ambiente. La finale si terrà sabato 10 agosto e non sarà il brutto tempo a fermare i concorrenti che sono arrivati da tutto il mondo per questo campionato. C'è 18 nazioni, c'è la Cina che ha invaso, loro fanno presto qua, sono tutti cinesi, russi, polacchi, c'è di tutto, c'è tanti italiani, francesi, c'è di tutto. Oggi il tempo non è delle migliori, ma dopo piove, anche il sole.